Alessandro Martini, ultima partita interna, una sconfitta, ma come anche le precedenti fuori casa, insomma, in cui la squadra c'è sempre stata, come praticamente poi sempre in questo campionato, considerando la giovane età, la neopromossa, credo che il bilancio sia positivo. Sì, sicuramente positivo. Abbiamo avuto, da quando abbiamo iniziato la Coppa Italia, abbiamo avuto un calo, diciamo, febbraio-marzo in questi ultimi 2 mesi, ma era anche normale perché poi sono ragazzi che comunque fanno anche il campionato Under 23, Under 19, quindi un calo era prevedibile. L'ultima partita che giocavamo a casa l'avevo chiesto una prova d'orgoglio, almeno di giocarsi la partita. Credo che abbiano fatto una discreta partita con una squadra candidata alla promozione in A1 che sicuramente se lo giocherà fino in fondo. E abbiamo sempre il solito problema di inizio anno che ci manca uno stoccatore finale che la butti dentro in determinate situazioni, però sono soddisfatto perché comunque abbiamo giocato per molto tempo alla pari con loro, a un buon ritmo, quindi diciamo che nel complesso la stagione è più che positiva. Ci vorrà l'ultima giornata per definire la posizione perché tutto è abbastanza fluido. Sì, ora c'è la sosta di Pasqua, poi l'ultima giornata andiamo a Salerno, che è una diretta concorrente del gruppetto, diciamo, sotto le 4 che faranno il playoff, e vediamo, prepareremo bene la partita per Salerno. Grazie Alessandro.